Riprendiamo la linea per il nostro momento finale, ma che ci intrattiene con quelli che sono i sapori, diciamo i sapori di gennaio, dove ancora ci sono i residui delle feste, ma si guarda avanti, anche perché cercheremo di capire quali sono le possibili interpretazioni dei giorni e dei mesi a venire. La famiglia Gardi, la tenuta Nasano, gli amici artigiani, le amiche agricoltrici che abbiamo incontrato in vigna, insomma ci siamo veramente tutti, una grande famigliona che è anche quella del lavoro dei contadini, ma ne parleremo poi dopo. Intanto Lea, visto che qui stanno fumando diversi piatti, cominciamo a raccontare quello che c'è sulla tavola. Cominciamo dal piatto principale, che è una bella zuppa di fagioli con i maltagliati, chiamate anche sbrofanese in dialetto. Noi abbiamo questo proprio sarebbe fagiolo. Sbruffanasi. Oh. E in un bel brodo di fagioli. Cannellini bianchi, come voleva la tradizione, e poi dopo il nostro brodo passato, e dopo lo assaggeremo tutti assieme. Perfetto. Poi passiamo al secondo, alla padellona. Noi siamo in momento di maiale, quindi si macella il maiale, si deve mangiare le cose che prima vanno un po' di perimento. Abbiamo una bella verza bianca, gialla o verde e rossa, questi cavoli che li abbiamo raccolti stamattina dall'orto e li abbiamo fatti saltare in padella semplicemente con un po' di salsicce sbriciolate in mezzo. Che fa un profumo che è veramente è quello che si riempie l'ambiente. Poi abbiamo la nostra coppa di testa, i ciccioli, che anche quelli andavano mangiati per primi. Accompagnati la piadina l'abbiamo già vista prima, quella è sacra, la nostra sia quella bruciata sia quella invece quella bruciata è già sparita, secondo me qualcuno si è sacrificato. Ma ha fatto bene. Poi abbiamo il cotechino accompagnato dal purè, per questo qui è un'unione unica che non si può dividere il cotechino dal purè. Poi abbiamo il pane che abbiamo cotto, che Tonino ha cotto nel forno a legna stamattina. Di cui abbiamo seguito tutte le fasi. Sì. La salsa verde è una salsa che per le feste non mancava mai, anche perché poi era semplicemente a base di prezzemolo, profumo dell'aglio e pane raffermo che veniva mollato nell'aceto e uova sode. Quindi tutte queste cose, pensate, la casa contadina ce le aveva sempre. Ci teniamo i dolci per la fine. Sì, anche perché insomma gennaio è l'inizio dell'anno. Che cosa volevamo sapere in campagna? Che tempo avrebbe fatto tutto l'anno? Lo vorremmo sapere sinceramente anche noi. Adesso abbiamo le nuove tendenze della meteorologia, allora non potevano. E quindi insomma ci andavano un po' alla mano come si poteva, quindi questi giorni erano fondamentali perché dall'1 al 12 cosa succedeva? Dall'1 al 12 si guarda praticamente i giorni segnavano i mesi, quindi gennaio, l'1 era gennaio, 2 febbraio e così andando avanti fino ad arrivare a dicembre, e in base a quello che il tempo faceva in quei giorni si leggeva cosa era poi il mese stesso, quello che faceva. Poi si iniziava dal 12 andando indietro perché ci voleva la verifica, qualcosa di scientifico, certo, ci voleva e quindi si andava ancora indietro e fatti tutti i vari, diciamo così. Ma allora magari all'andata pioveva, al ritorno c'era il sole, dice è un mese e mezzo. E si arrivava un po' a segnare, diciamo così, i vari mesi dell'anno come potevano essere. E poi c'era tutto un proseguo di proverbi sempre legati e momenti anche, perché dopo c'era il 2 febbraio che era la Candelora e lì anche quello era un momento che segnava, perché se pioveva o se nevicava dall'inverno si era fuori. Se invece non succedeva, di 40 giorni d'inverno ancora si andava ancora avanti. Poi si arrivava sempre a un gennaio che c'erano i giorni si arrivava a fine gennaio che uno pensava di essere fuori dall'inverno, invece erano i giorni della merla, i giorni più freddi, che lì c'era la leggenda della merla, che la merla prima era bianca, si era illusa che l'inverno fosse finito, andò fuori, gennaio invece era un po' dispettoso e alla fine fece venire un gran freddo, la merla si rifugiò dentro al camino e dal di lì abbiamo avuto i merli neri. Poi c'era questo giorno, il 25, San Paolo se non sbaglio, perché dopo aver fatto tutti i conti di 12 all'andata, 12 al ritorno eri al 24, il 25 era San Paolo, in base al giorno di San Paolo poteva essere vero quello che avevi previsto
visto prima oppure tutto falso. Quindi vabbè, Delle la dice calendar lunga. non mi curo se il giorno di San Paolo è buio. Io compio gli anni e quindi spero che non sia buio. Ok, bene. Sarà già buio per me. Anche con la perché se abbiamo torta. controllato giorno per giorno che tempo farà, speriamo che San Paolo non ci rovini tutto il nostro calendario. Andiamo di dolci? Allora, agli anni dolci volevo anche però dire una cosa. Prima io ho iniziato facendo l'augurio del buon anno perché appunto, soprattutto in Romagna, si era molto ospitali e così, quindi si bussava alla porta, si aveva un piccolo dono. Ma dato che i romagnoli sono pure birichini, insomma, la fanno anche pagare, se uno però non l'offriva quel dono, avevano la risposta pronta. Buongiorno, buon anno, che vi morisse l'asino sotto il capanno. Mica gentili, Vabbè. Non voglio concludere con questa brutta Cioè, il battuta dei dono non è romagnoli. obbligatorio, ma è comunque gradito, meglio averlo pronto. E quindi passiamo ai dolci. I dolci, allora, questa pinza è appena arrivata direttamente dal forno da cui è uscito pure il pane. Infatti il bello del forno a legna era questo, che si usava per tanti step. Si cuoceva il pane, poi si cuocevano i dolci. Finito i dolci si cuocevano le mele cotte. Le mele dentro il forno era una cosa un po' fumo eccezionale. E poi dopo se lo manteniamo caldo, lui prosegue nei giorni. Perché il più è scaldare il forno, ma una volta caldo lo mantieni caldo con poca legna. E poi qui abbiamo una torta di Riso, una torta di riso che per Natale era un dolce veramente che non mancava mai per le feste. Riso, mandorle, un po' di amaretti se ce le avevi, il latte. Quindi vedete, sempre nella semplicità si facevano delle cose ricche. quello là. È un latte brulè, anche lì uova e latte, quindi il latte delle case contadine, la mucca c'era, le uova le galline ne facevano ancora un po', quindi abbiamo fatto questo bellissimo dolce. Ecco, e poi qui abbiamo, loro hanno un sacco di marmellate, confetture, di tutto e di più, però questa è molto particolare. Sì, allora, questo è un presidio slow food che era già un tot di anni che era stato fatto presidio slow food, ma cosa succede? Che è una pesca talmente delicata che ha una vita cortissima. Quindi mettendoci assieme a pensare abbiamo detto ma perché non proviamo a trasformarla in confettura? Effettivamente con grande gioia diciamo che è riuscito il nostro intento, perché la pesca dopo 2 o 3 giorni diventa nera e poi si marcisce. Allora noi l'abbiamo presa appena raccolta e fatta trasformare e quindi abbiamo la nostra pesca che è ottima e dopo l'assaggeremo perché veramente merita. Ecco, tra l'altro questo fa vedere come il lavoro dei contadini sia un lavoro di rete, un lavoro di gruppo, una cosa molto 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 bella. 2 parole sul vino, visto che abbiamo già esatto, preparato. sì. No, perché noi abbiamo visto le potature in vigna, però... Stefano, ci vuoi raccontare qualcosa o gli altri che vi hanno accompagnato? Abbiamo messo qui 3 vini rappresentativi del territorio, mi pare di capire. Esatto, noi facciamo il brindisi col bianco e col rosso perché rappresenta il territorio in pieno. Sì, possiamo definire insomma la trilogia della Romagna, perché abbiamo portato in tavola oggi un Trebbiano, l'Albano e il Sangiovese, insomma i 3 principali vini romagnoli, 3 autoctoni insomma per definizione. Bene, infatti noi li abbiamo già preparati Esatto. perché siamo tanti. Anche perché noi vogliamo salutarvi comunque con un brano finale dei nostri 2 amici Giancarlo e Massimo. È qualcosa che si collega alle feste, il brano che ci regalate? Sì, questo andiamo ad eseguire il valzer, lo chiamiamo il valzer dei saluti, perché diciamo in una festa di matrimonio c'è la gente che non si conosce, quindi praticamente tutti i parenti della sposa devono ballare con i parenti dello sposo e viceversa, e quindi praticamente è proprio un valzer che si suona o ai matrimoni o alla fine di una festa.
Qualche nota anche un po' malinconico-nostalgica, però ci sta. Allora, loro sono senza bicchiere di vino, ma ve lo farete dopo. Noi che facciamo? Ah no, c'è, prego, vi potete approvvigionare. Grazie. Allora, noi ne approfittiamo per fare gli auguri di buon anno da tutta la nostra redazione e da tutti gli amici, insomma, che sono stati con noi in questo lungo anno che è appena finito e che saranno con noi nel lungo anno che è appena cominciato. E allora che dire? Auguri, Cin. Auguri, buon anno, buon e buon Epifania a lavoro tutti. dei contadini, ma non solo. Buon 2025. E questo è per Davide, che se no resta all'asciutto. In collaborazione con AgriBanking, il tuo partner di filiera.